Zaia con questa riforma azzera la sanità veneta, riduce i servizi ai cittadini e lo fa riducendo le competenze e i poteri dei sindaci. Oggi abbiamo voluto chiamare i sindaci della Regione Veneto perché potessero esprimere le loro critiche nei confronti di una riforma che toglie il dovere di rappresentanza che i sindaci hanno rispetto ai bisogni dei cittadini e delle famiglie venete. Intendiamo quindi proseguire la nostra battaglia finché non sarà riconosciuto il ruolo che i sindaci devono avere nell'ambito della gestione della sanità veneta. Vogliamo dare un ascolto vero ai cittadini, cosa che la Giunta oggi non sta facendo. La Lega ha fatto una riforma che è figlia degli inciuci di palazzo. Noi invece chiediamo due cose. La prima è che venga dato immediatamente ascolto a tutti i cittadini e quindi ai sindaci. Il punto numero due, che queste ULSS siano omogenee, ovvero che rappresentino veramente i territori in maniera intelligente, pratica e soprattutto funzionale, e non che siano come le vecchie odiate province che presto verranno abolite. Abbiamo ritenuto opportuno di coinvolgere i sindaci come minoranza perché riteniamo di ripartire dal territorio per ascoltare quelle che sono le persone a contatto con i nostri cittadini. Essendo la sanità un bene dei propri cittadini, è doveroso ascoltare chi ne ha contatto ed è per questo che portiamo la voce dei primi cittadini nel Consiglio regionale, in quanto gli stessi non sono stati ascoltati dalla maggioranza.